Mamma che fettona mi sono fatta. A te l'onore. Aspetta. Sono italiano, devo fare la scarpetta. Ciao Patavini, oggi ho un po' di frutta e di verdura di stagione che mi ha consegnato a casa Ale. Ale non consegna solo a casa, consegna anche ai ristoratori. In questo caso sono io il corriere personale perché oggi andremo in una pizzeria a preparare una pizza davvero speciale, anzi più pizze, perché abbiamo anche delle pesche, delle ciliegie e adesso andiamo a registrare. No, scherzo. Sono venuto a trovare Maria, Ciao. che è una grande professionista, una grande maestra della pizza, posso affermarlo? Ci proviamo, dai, ci proviamo. Ti ho portato la nostra cassettina di Ale Fresh oggi perché, un po' tanto pazzo io, un po' creativa e pazzerella anche Sì. tu, abbiamo deciso di fare delle pizze un po' particolari. Sì, stamattina sperimenteremo proprio. Stamattina sperimenteremo, Sì. assaggeremo e basta, non diciamo altro. Speriamo che vada tutto bene, insomma. Dai, facciamo andare bene. Iniziamo. Mi hai gelato il panetto, andiamo a creare le nostre pizze pazze Bravissimo. con frutta, tanta frutta e Sì. con verdura. Sì, saranno felicissimi i vegetariani. Certo, A me piacciono tantissimo, eh. c'è molto più spazio creativo con frutta e Sì, verdura, sì, vero? bisogna avere la mente aperta, E anche perché la sennò bravura nell'abbinare. nell'abbinare, e sì, scegliere. vero, vero. Ho visto delle Andiamo. macedonie sulle pizze che, vabbè, inizio a delinearmi già il mio Ok. cornicione. A me piace questo tipo di impasto, questo tipo di pizza. È un cornicione un po' più cicciottone, diciamo a fine pasto, lo inzuppo in quello che è rimasto nel piatto, giusto perché sono italiano, devo fare la scarpetta. E mi scanso un po' di farina. Più Bravissimo. o meno. Sei bravissimo. Se vedi delle bolle, io le apro perché sennò queste si bruciano in Vanno a bruciare forno. in cottura. Bravissimo. Ti vedo già sul pezzo. Mozzarella. Io metto questa qui, Vai. che è un po' più delicata. Ci faccio sempre un giro d'olio. Quindi questa qual è delle nostre idee pazze creative? Quale pizza andiamo a comporre? Sei pronto? Sono pronto. Ah, io le so già tutte, quindi devono essere pronti loro. Noci pesca, burrata e tartufo. Molto bene. Forno a caldo? Ci siamo. In forno prima la mia. Posto perché si rischia sempre quando sei nel laboratorio di Maria che lei ha la sua velocità, i suoi spazi, i suoi tempi, giustamente. Sì, come ma sai- giusto che sia. Non è abituata ad avere un intralcio come me. Sai quante volte prendo i ragazzi che lavorano intorno a noi? Ah, immagino. Però sono assicurati contro Non gli è solo infortuni, adesso ci penso io e quindi olio dei lo nostri so. colli. Che è sempre importante lavorare con materie prime. di Assolutamente. qualità del territorio. Assolutamente, non è facile farlo capire, però ci stiamo provando anche con i prodotti di stagione, Io insomma. penso che le persone stanno sviluppando un'apertura anche mentale oltre che a livello di papille gustative. Assolutamente. Per queste cose, questa attenzione appunto alla stagionalità anche. Ne va della salute di tutti, ne E- va del gusto, ne va di tante cose. Ma siamo qui per concentrarci sulle nostre pizze. Che Perfetto. io non vedo l'ora. Possiamo dire che sono le 10:30. Faremo colazione. Veramente sono un bambino molto felice questa mattina. Ecco, questa è la tua, guarda che bella, sei stato insomma. bravissimo. Questa è molto più bella. Un po' meno tonda la mia. Ora abbiamo la nostra tela e usiamo i nostri Vai, io prodotti. ti seguo. Va bene? Per prima cosa, questa bella burrata. Posso andare con le mani? Assolutamente, vai. L'ho tagliata così perché mi piace vederla a tocchettini. Guarda, io personalmente l'avrei fatta a fette. A fettine, ok. Dopo magari Ma la proviamo. È comunque un quadro e un bel Ok. fiorellino questo diventa, guarda. Sì, Così ti vai, passo davanti. vai. Ti faccio Dai, da la faccio delicata, assistente. morbida io. E ora? Che bella, io guardo solo la tua però. Vai, questa la mettiamo da parte, andiamo direttamente solo con la tua, guarda. Ok, facciamo colazione allora, Vai, io sono prontissimo. Io sento un profumo, ho le mie papille gustative che, anche se è presto, già stanno festeggiando. Guarda, le mie sono in festa già prima di arrivare qua, quindi devo sempre farla Ci vedere su. in camera prima purtroppo, Vai. però tu puoi mangiare. Io vado, Tu puoi iniziare già a godere, a gioire. Mm. Posso andare per favore, Patavini? Vado. Mm? Secondo me spacca, senza parole. Sai cosa mi piace un sacco a me? A parte che mi piace sempre giocare con le consistenze e anche, come dicevi tu giustamente, con la stagionalità. Però è un sapore fresco perché mozzarella buona e burratina danno comunque freschezza e leggerezza. La pesca va a giocare anche con la consistenza, quindi dare anche un po' di croccantezza oltre che una leggera dolcezza. È vero. Olio eccezionale, il tartufo va a dare quella spinta in più. Dei bei pasti Assolutamente. cosa ti posso dire? Quindi Grazie. faccio un altro morso. Anche Il cornicione adesso. Vieni. Olietto, burratina, quel leggero pesca tartufo che Bravissimo. devo fare così. Potrebbe essere il boccone più buono. È vero, bravissimo.
Ok, Vai, Nick. momento della composizione. Allora, questo non è prosciutto cotto semplice. Io l'ho già sentito. Sì, No, scusami, bravo. giustamente io pensavo fosse la fetta, stavo già mettendo via. No, dobbiamo farla bella No, hai ricca. ragione. Praga affumicato. Bravissimo, che io adoro, messo a crudo sulla pizza, a me piace tantissimo, è una delle pizze che mangio di più. Poi mettiamo anche qui un po' di formaggio, sì, Stracciatella. mettiamo la stracciatella, Qui serve un po' di colore, Sì. un po' di freschezza, sì, un po' di spinta. con Sì. tutte le cose belle che stanno adesso uscendo di stagione. Wow, Mi dà fastidio questo buco. Buco, hai ragione. Si possa dire di aver fatto qualcosa. Un filo d'olio lo faccio Vai. mettere a te? Mamma, che meraviglia. Sembra Mamma un mia, dolce. bellissimo. Questa è la nostra versione della panna e fragole. Molto buona, eh? Cosa possiamo dire noi di questa pizza? Cioè, a parte che sono sempre pareri nostri, il palato Assolutamente. è assolutamente individuale, eccetera, Assolutamente. eccetera. Però è veramente una bontà, perché ci sono anche qua giochi di contrasti e consistenze che io dico sempre essere molto importanti, ingredienti di ottima qualità, ciao. E con l'affumicato e la fragola, spettacolare anche questa. Vamos, bene. terza pizza. Abbiamo un po' di colori anche qua. Carota finocchio da terrino giallo. Sì, inizierei dal più colorato. Sì, vai anch'io. Bella, abbondante colore. Finocchio, che a me piace tantissimo il profumo, perché mi riporta un po' alla zona della costiera amalfitana, perché lì è pieno di piantine di finocchietto. Ah sì? Sì, e quindi quando ti fai la costiera c'è questo profumo di mare, finocchietto, un po' selvatico. Non lo una roba sapevo questa cosa. veramente mi apre proprio il cuore. E adesso, Torni un po' a casa. sì, usiamo con della bellissima mortadella. Io posso fare una cosa, voglio Certo. fare un bel fiore di mortadella da mettere al centro. Vai. Adesso non mi verrà mai. E infatti l'ho fatto bruttissimo. Poi c'è una chicca che manca, abbiamo detto. Sì, ci mettiamo un po' di aceto balsamico. Anche per giocare col colore anche qui. Bravissimo, guarda che bel contrasto. Bellissimo. Sai che Bene. cosa dobbiamo fare ora? Sì, una foto, perché ci serve una foto a noi per le copertine. E anche Dopo si mangiarla. taglia e dopo la mangiamo ovviamente perché ho molta voglia. Guarda come sta in piedi, guarda. Sì, tu assaggia sempre, devo sempre mostrarla purtroppo. Forse questa tra le tre è quella che mi piace di più di gusto. È molto più sorprendente forse delle altre pizze. Sì. Le altre sono un po' più non scontate perché non sono scontate, No. però sono magari degli abbinamenti che conosciamo di più rispetto a questo. Molto più di nicchia secondo me come pizza. A maggior ragione perché a te piace molto il discorso del finocchio, che piace anche a me. La croccantezza sia del finocchio sia della carota. Di succosità anche del pomodorino che ci sta sempre. Mortadella che va a coronare, e il vero tocco distintivo comunque ce lo dà anche l'aceto balsamico, perché è come quel pizzico di sale che fa cambiare i piatti. Verissimo, buonissima. Sistema, controlla bene. Rimane tra di noi, rimane tra di noi. No, no, esce. Ok, vuoi infornarla Questo tu? posso farcela. Vai, bravo, Questo bravo. come schizza, Hai fatto il così. pizzaiolo? No, Ok, però se hai però... bisogno posso venire anche qua. Ti stavo chiedendo, infatti. Siamo tutti nelle tue mani. Sì, allora io vedo già un problema, Maria, qua. Dimmi. Le bolle. Mannaggia. Perché non ho bucato le bolle prima di... Ma sai che una volta ho sentito da un pizzaiolo napoletano che quando mangi la pizza vera napoletana bisogna che ti sporchi le mani, perché Ok, allora questo, facciamolo. questa cosa qui ci deve essere sulla pizza, ovviamente non dappertutto, Questa è una pizza molto interessante perché Sì. Ale ci ha dato, o no, meglio, abbiamo scelto noi perché siamo Sì. un po' pazzi creativi, delle ciliegie da mettere Mm. su una pizza. E abbiamo detto, cosa facciamo con le ciliegie? Prego. Crudo. Tutto a crudo, fuori Sì. cottura. E vado a prendere il crudo. Io vado a prendere le ciliegie. Ah, tu dicevi crudo con le Crudo ciliegie, non tutto a affettato. crudo. Crudo di Montagnana. E ciliegie che abbiamo denocciolato a mano. Così non dovete fare nemmeno fatica. Ne era scappato uno. Scappato. Giuro che le altre le abbiamo denocciolate a mano. Ma adesso le proveremo tutte. Un filino d'olio? Il vino d'olio ci vuole sempre. Personalmente mancherebbe del verde forse, però non saprei. A parte che no, in realtà è molto bella così, dai. È No, tutta bella. rossa. Ha i colori del Padova. È vero. Questa se la metti in carta è la patavina, va bene? Va bene, ok, fatta. Ora la assaggiamo. Maria ha detto, sai cosa ci può star bene qua, visto che siamo due pazzi creativi? Un po' di menta. Ogni boccone deve avere tutti gli Sono ingredienti, pienamente d'accordo con te. perché altrimenti scomponi tutto. Ecco, fatta. La Sì. parte male è colpa mia, la parte bella è colpa tua, perché le bolle non le ho tolte io. La menta centrale non Allora, posso dire, hai mai preso qualcosa di fatto in maniera artigianale? Ti mettono il bigliettino che non può essere sempre Infatti hai uguale. già risposto a tutti E quindi le domande, voglio dire, a le tutti i cose dubbi. sono bellissime le pizze così, Ai secondo vari me. haters che commentano. Sì, va bene, ma noi ce li aspettiamo, abbiamo le spalle forti, Dai, non c'è prendiamo problema. gli haters. Noi intanto mangiamo alla faccia loro. No, volevo dire, brindiamo insieme a loro. Giustissimo. Va bene, mi prendo un'altra ciliegia che è Giusto, buonissima. anche due. Adesso questa volta ti anticipo io, guarda. E io speravo che tu parlassi adesso. E io ero... Vabbè, mangio.
È dura scegliere l'ordine di preferenza di queste pizze. Verissimo. Probabilmente non siamo neanche d'accordo ed è giusto e bello così sulla classifica. Adesso la ragioniamo. La cosa che piace moltissimo è comunque i contrasti che si riesce a dare con la frutta e la verdura. In questo caso abbiamo appunto delle ciliegie che in tanti potrebbero anche criticare la scelta di mettere ciliegie, pesche. Possono criticare tutti, quindi possono criticare anche il finocchio. È una cosa così eccezionale perché il crudo di Montagnana, che per quanto dolce dà comunque la sapidità. La ciliegia che gli dona gioco di consistenza e di sapore. La menta che l'ho sentito poco, quindi personalmente forse avrei usato ancora di più e lo faccio. Buona anche questa, mi è piaciuta. Anche la menta alla fine mi è piaciuta. Anche perché la menta si svela con calma, perché quando Vero. la vai a mordere inizia a sprigionare l'aromaticità, no, Bravissimo. che ha la foglia e quindi si svela con calma piano piano, quindi anche questa un boccone, un sapore tutto da scoprire. Ti farei venire per descrivermi tutte le pizze, sai? Facciamo una serata A tavola, sì. degustazione al tavolo, Io fatta lavoro bene. e tu parli perché... Guarda, una serata degustazione fatta a modo, io non sono nessuno per raccontarle, però posso dire la mia esperienza, quello che sento il mio Assolutamente, mi palato. piace molto. La possiamo fare assolutamente molto volentieri. In classifica facciamo La mia personale? Io metterei quella con la mortadella, finocchietto, carote e datterino, pesca, tartufo e burrata, questa sì. e fragole e mortadella. Sapevo, non saremmo stati d'accordo. Io non so farlo perché all'ultimo posto io metto quella con la mortadella, perché è quella che mi ha stupito di più tra idea e realizzazione, sì, però personalmente come sapore, come palato mi ha sorpreso meno. Forse al primo posto, anche perché è l'ultima, quindi sono fresco al palato, è questa. Però anche le altre due mi sono piaciute tantissimo. Panna e fragola? Stupenda Vabbè. perché comunque la fragola ci vuole sempre, Sì. in questo periodo è molto importante utilizzare prodotti stagionali e le fragole. Cotta di Praga, Sì. con stracciatella e fragola, secondo me era un bellissimo abbinamento. Vero. Come tutti quelli che abbiamo fatto oggi, in realtà io dico sempre mangiare è un'esperienza. Vero. E queste sono vere esperienze. Stamattina è stata proprio sperimentale. Sperimentiamo un altro po'. No. Dosiamo bene la menta adesso. Vai. Mamma mia, devo aver tagliato una foglia di menta, senti che profumo. Sì, ti salutiamo. Ciao. Questa è la seconda. Non È la è- seconda di questa. Vabbè, ma Non dire, non dire, Salute no. e basta. Rimane tra di noi. Ciao, alla prossima. Adesso ce la finiamo comunque. Bianco e rosso, giusto? Sì, Non sì. ho detto una Non l'hai detta, che qua il videomaker dice manca il bianco. Il bianco c'è perché è sotto al crudo. È sciotto, È sotto al crudo. Che siamo alla 2. Siamo alla 2 che andremo a fare con... Spoileriamo? Dai, non serve spoilerare, lo stiamo facendo adesso.